stiamo percorrendo il sentiero delle Orse. Meglio sarebbe dire Anello delle Orse. In questo momento però il sentiero non è tutto praticabile, per cui l'anello non si chiude, ragione per cui noi dovremo a un certo punto arrivare alla quota massima sui 400 metri e poi rifare lo stesso sentiero per riguadagnare il punto di partenza a Cultura. Il nome Orse sembra derivare da un avvistamento che avrebbero fatto nell'antichità, ma non è una cosa sicura. Forse scherzosamente qualcuno dice che si chiami zona delle Orse perché c'erano delle donne ruvide, per cui erano delle orse, come noi diciamo di una persona, un uomo, un orso. Dal punto di vista storico noi stiamo attraversando una zona in cui passava la Risina. La Risina che era quel canale artificiale modellato in maniera tale da poter far scendere per forza di inerzia il legname del Cansiglio attraverso il versante sud. Qual è l'intento, diciamo, di questo museo? È quello di creare uno spazio dove si possa avere una ampia panoramica di quello che è appunto l'ambiente fungino di tutto l'anno. Dopodiché qualche consiglio sulla raccolta, mi raccomando, l'importante è sempre portarli a far controllare all'ufficio ASL, che è un ufficio preposto proprio per il controllo, completamente gratuito. Consumare e raccogliere sempre esemplari freschi, esemplari giovani, mai troppo avanti nella maturazione, ma soprattutto appunto contenerli in un contenitore quindi rigido e areato. Una volta portati a casa, molto importante è la conservazione, quindi nel giro di poco trattarli e cuocerli adeguatamente. Quindi nel caso dei chiodini almeno una breve sbollentatura e una cottura di almeno 40 minuti. Questo è fondamentale perché il chiodino, soprattutto il chiodino, diventi completamente commestibile. Oggi avete potuto degustare un antipasto con dei salumi misti di aziende della zona, aziende di alta qualità e dei nostri formaggi, dallo stravecchio al formaggio più fresco. Poi abbiamo fatto un'orzata passata di fagioli con orzo, poi del formaggio cotto, sempre di nostra produzione, accompagnato da un misto funghi del Cansiglio. Infine, proprio per degustare e ad addolcire la bocca, uno strudel sempre artigianale e crostate fatte dal nostro chef pasticcere del Bar Bianco Cansiglio. Noi siamo nel biologico da circa 30 anni. Siamo tra i pochi che possano certificare assolutamente la provenienza del proprio latte. Noi produttori del Cansiglio, tutti certificati biologici, produciamo con le nostre bestie in loco, nel periodo estivo al pascolo, nel periodo invernale nelle stalle e il nostro caseificio è a Tambre. Qui produciamo formaggi ottenuti dal latte di capra, dalla mungitura delle nostre capre. La storia è iniziata nella fine del 2008 con l'acquisto di 5 capre e poi l'allevamento si è sviluppato. Quest'anno avevamo in allevamento 73 capre in mungitura e un'altra ventina che stanno crescendo, pronte per il prossimo anno. Produciamo formaggi di diversa tipologia, dal caprino stagionato al caprino classico, yogurt, panna cotta, budini e altri caprini speziati, insomma pronti per gli aperitivi, oltre alle ricotte e la ricotta affumicata che è un classico di queste zone. Abbiamo avuto la fortuna di vincere il concorso nazionale per il miglior yogurt di fattoria e questa è stata una prima sorpresa che ci ha incoraggiato, insomma. Usiamo prodotti sia nell'allevamento che nella trasformazione molto, molto genuini,
Nell'ambito della trasformazione non usiamo mai né antimuffa né altre sostanze, diciamo, non naturali. Gli affreschi di Casteldaviano sono una delle opere della maturità di Gianfrancesco da Tolmezzo, sicuramente collocabili negli ultimi 15 anni della sua produzione, particolarmente noti per il riferimento all'immaginario artistico nord europeo, alle stampe tedesche o olandesi che effettivamente qui vengono riprese da Gianfrancesco da Tolmezzo, e al tempo stesso però molto interessanti perché in alcuni almeno degli scomparti affrescati si leggono con chiarezza le tracce di quella che sarà, seppur limitata, l'ultima evoluzione della sua pittura, cioè un'apertura ai linguaggi della Venezia del primissimo Cinquecento. La mia passione per le piante, perché il progetto si basa sulla passione per le piante, quindi le Yerbis, nasce forse di famiglia, grazie anche a mia madre, e al fatto di essere in mezzo a tutta una serie di coltivazioni di erbe per andare a creare quindi una ricetta specifica e speciale per ogni singolo prodotto, quindi ricette antiche, ricette in realtà dell'inizio del Novecento, al quale io gli ho dato una chiave un po' più moderna. Nello specifico il gin è molto particolare perché è ricco di 43 piante, senza zucchero, e questo colore viene dato per naturalità, dal colore che rilasciano le stesse in macerazione.